Fuori fa un freddo cane. Qui dentro, dal Tempio Pagano, del futsal di Arzignano, Palatese Arena, derby infuocato, scateniamo l'inferno. Arzignano Kame Dosson. Bella cornice di pubblico. Eccoci, si parte, si sale sull'ottovolante del presidente Mirko Rossetti, del presidente onorario Vladimiro Sgazzo. Attenzione, Murillo va a tirare. Pozzi come può gol! Il vantaggio della Kame con il numero 19. Già Cazzoni, arriva Stefano Boschetto come l'uomo nero che porta sfortuna ai colori biancorossi. Attenzione alla Kame, recupera un pallone. Ugherani per Bertoni. Il bis di Edgar Bertoni lasciato lì libero in mezzo all'area a pascolare tra le maglie larghe della difesa biancorossa. Minuto 4:51. Il numero 10 della Kame, ora Bertoni per Juanfran. Marzio a scaricare il raso a terra. Alla propria porta il tiro irresistibile di Juanfran e c'è il tris della Kame con il numero 20 Tiago Grippi. 3-0 Kame al minuto 9-11 secondi. Lo rivediamo anche nel replay del cultore fisico e ancora Kame che si distende, il tiro e il poker di Tiago Grippi. Il poker minuto 11 22 secondi, 4-0. Questo è gol sicuramente di Tiago Grippi, lasciato solitario. Leandrigno va sul fondo, Leandrigno in mezzo e qua Pietrangelo fa il miracolo. Kame può partire in contropiede, un 3 contro 2 orchestrato ora da Ugherani, in mezzo per Belsito, il palo di Pablo Belsito, va sul fondo in mezzo per Amoroso, il pallone resta lì, clamoroso la ripartenza della Kame, poi c'era anche il fallo con il palo di Igor. Ha dimostrato di legittimare a voce alta Murillo. Simi in mezzo per Murillo, rete, la riapre l'Arzignano, un'azione a tagliare il campo, merita l'applauso questa bella azione biancorossa e che sia allora la sveglia per l'Arzignano. Se fosse stato anche il tocco del numero 20 Marzio che scivola a terra, Igor allora può ripartire senza pietà la Kame. Igor in mezzo, che azione sprecata poi da Tiago Grippi, anche a metterci soltanto il viso per evitare magari che sia un mani fuori area. Quindi Simi per Amoroso, per Murillo e la parata di Pietrangelo, ferma un pallone indirizzato a Belsito, poi cerca di saltare Juanfran, la manita della Kame quando mancano 5 minuti e 11 secondi, lo sberlone di cui avevamo accennato in precedenza finisce con la grande vittoria della Kame Dosson 5-1, espugnato il Palatese di Arzignano.